Avverto che sto facendo un film. Non entrate per favore, eh? Ecco. Facciamo che era già buona anche questa, dai, che fa spirito. Allora, mi hanno chiesto così informalmente in questo momento di fare un intervento, visto che purtroppo non potrò essere presente, sulla questione della privatizzazione dell'acqua. Allora, vorrei fare un discorso sintetico e breve. Come molti fatti che stanno accadendo in questi periodi, l'informazione è scarsa, però come molti sull'argomento. Ma è scarsa anche perché non ci si vuole informare. Come molti argomenti di questo periodo riguardano soprattutto cose che in realtà poi ci riguardano e di cui noi ci interessiamo relativamente. Allora, in questo punto chi fa un intervento video pone una questione molto pratica. Abbiamo due possibilità di intervento, al di là di quello che sappiamo sull'argomento: privatizzare l'acqua sto dicendo, non la cultura, che è già stato fatto, e lì ci vorranno anni e anni bisognerà riaprire campi di concentramento culturali alle porte della città per rielevare i livelli minimi di sapere e di conoscenza. Ma chiuso questo discorso, l'acqua, sto dicendo l'acqua, abbiamo due possibilità di intervento: una verso il potere o chi per lui o le multinazionali o chi interesse a guadagnare sull'acqua, andare da loro e in qualche modo dirgli in forma più o meno gentile o istituzionale: stronzi. Sappiamo già la risposta, più o meno sarà o sì, allora, che non è, che allora torni indietro e dici non cambia nulla. O un'altra possibilità invece, perché nel primo caso in realtà non ci si va in tanti, bisogna andarci un po' di più, e allora bisogna andare da tutti quelli che bevono acqua, che secondo o usano l'acqua per lavarsi, ma soprattutto per berla, perché la prima necessità. Sto facendo un film, scusate, va bene lo stesso. Stava entrando uno, bloccatelo. Cosa stavo dicendo? Scusa, stavo dicendo dell'acqua, sì. Sì. No, scusa, interruzione, mi ha fatto perdere il filo. Cosa stavo dicendo? La riprendiamo? Cosa stavo dicendo? Stavi dicendo che uno andare là a dire stronzi, questi non ti cagano, oppure quelli che bevono l'acqua. Oppure, ripreso, ora, oppure, secondo caso, andare da tutti quelli che bevono l'acqua. E quanti sono quelli che bevono l'acqua? Abbastanza, credo quasi tutti, e dirgli: sai che ti vogliono privatizzare l'acqua? E spiegargli cosa questo significa. Perché come abbiamo permesso che privatizzassero la cultura e ce la espropriassero, e così tante altre cose, non è tanto che ci lasciano senza acqua, è che il passo dalla privatizzazione dell'acqua alla privatizzazione dell'aria è brevissimo. A questo punto chi avrà i soldi potrà respirare un'aria decente, chi meno un'aria meno pulita, chi non avrà soldi sono cazzi suoi, respirerà quello che c'è, quello che trova. In questo caso si ammalerà e ammalandosi ridarà una spinta, uno stimolo all'economia degli ospedali privati, quindi il giro si chiuderebbe. Il problema è questo: io credo che adesso basta, questo è il titolo del mio intervento, adesso basta, per favore informatevi, vi stanno portando via l'acqua. So che molti di voi bevono alcolici o quant'altro, ma non è quello il problema. C'è tanta gente che astemia oppure che è entrata in disintossicazione o quante altre cose, perché altrimenti finiremo veramente di nuovo in un periodo storico oscuro, opprimente, totalitario, vergognoso anche poi dopo, quando ci sarà il giudizio universale, da dire: io in quel periodo non ho fatto un cazzo, sei già in colpa. Non vorrei tornare in un periodo come i tempi oscuri, non so, della rivoluzione francese, che a un certo punto uno vada dal Presidente del Consiglio e gli dica: Presidente, gli italiani non hanno più acqua. E il Presidente risponda: che bevano la Fanta.
L'Italia è l'unico paese d'Europa in cui per legge si è stabilito che l'acqua pubblica deve essere privatizzata, ed è in controtendenza, perché tutta l'Europa, soprattutto la Francia, Parigi per esempio, in cui la municipalità ha ripreso la gestione dell'acqua, si è stabilito poi con un voto di fiducia che l'acqua pubblica debba essere privatizzata. Qualcuno dirà, ma l'acqua rimane di proprietà pubblica, lo so, ma la gestione è la cosa più importante. È giusto che sia il mercato, e soprattutto il mercato finanziario, a gestire l'acqua pubblica, o dobbiamo pensare che invece debba essere la politica che si occupa degli interessi della comunità? No, mi sembra che la risposta sia abbastanza ovvia. Perché i privati, la prima cosa che fanno, e questo è già successo in certe città d'Italia dove è stato privatizzato prima, i privati appena prendono in mano le cose aumentano i prezzi, sono aumentati del 300% in certe città italiane. Comunque invece a noi serve che ci sia una gestione pubblica dell'acqua. Oggi siamo tutti chiamati, io credo, prima di tutto i sindaci, ma poi tutti i cittadini, a chiedere l'abrogazione di questa legge che è pericolosa e che fra l'altro porta a un degrado sociale che noi non possiamo accettare. Quindi io mi appello a tutti i cittadini che si rendano consapevoli di quanto sia importante la gestione dell'acqua pubblica, che sia in mano alle amministrazioni comunali e non a dei privati, a delle industrie private. Sono Flavio Reglio, mi sono laureato in ecologia agli inizi degli anni '80. Pensate, erano gli anni in cui stava nascendo il sole che ride e noi ci chiedevamo tutti, ma che cazzo c'ha da ridere? Però lui nasceva, sorgeva. Erano momenti così e in quei momenti io diedi la mia definizione dell'ecologo, che fu questa: un ecologo è un apostrofo verde tra le parole ti inquino. Ora, perdonate il gusto della battuta, però certamente oggi non è semplice alleggerire il tema dell'acqua. Scusate, mi sono scritto alcuni appunti sul foglio, ma è una cosa proprio per non dimenticare. Noi possiamo forse ancora farlo oggi, cioè scherzare, ma guardate che un domani sarà molto difficile. È un tema scottante, posso provare a dirvi alcune cose. Anzitutto, noi siamo tutti d'accordo, è una banalità, però è un dato di fatto, siamo tutti d'accordo nel sostenere che l'acqua sia assolutamente un fattore importantissimo. La vita nasce dall'acqua, i nostri antenati vivevano nell'acqua, c'era il cosiddetto brodo primordiale, che come era fatto? C'era l'acqua e il dado primitivo. Ora, nel brodo primordiale vivevano i protozoi. Il protozoo era lì, no? Nel brodo primordiale, e non era contento di essere un protozoo. Diceva, ma come un protozoo? Ma stiamo scherzando? Allora ecco che il protozoo si impiegna e si evolve, cambia, si evolve e pam! Diventa un pipistrello. E tutti bravo. E l'altro protozoo invidioso. Allora anch'io, aspetta un attimo, anch'io. E si evolve, cambia, e pam! Un uomo. L'uomo si mette la maschera e fa Batman, ma fanculo tutto il lavoro fatto per niente. Ma non è di questo che dobbiamo parlare dell'acqua, del luogo dove viveva il protozoo. Allora, da sempre ci sono pareri contrastanti sull'acqua. Per esempio, per la Chiesa l'acqua è santa e benedetta e a Lourdes addirittura fa miracoli. Nella tradizione popolare l'acqua è stata sempre un po' denigrata, molto influenzata questo giudizio, molto influenzato dal dio Bacco, no? Se voi entrate nei bar frequentati da persone amanti del vino, spesso sentite dire la famosa frase l'acqua fa arrugginire lo stomaco. Però abbiamo anche testimonianze più importanti. Per esempio il Porta, poeta dialettale milanese, diceva «Per me l'acqua, se l'è buona, dumà per lava i piat». Mentre Fred Buscaglione cantava negli anni 50 «Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale». Louis Philippe, conte di Ségur, sostiene «Tutti i malvagi sono bevitori d'acqua», lo dimostra il diluvio. Ma è Charles Baudelaire a essere molto illuminante, perché dice chi beve solo acqua ha qualcosa da nascondere. E così finalmente ci spieghiamo anche il perché della cisterna in costruzione in una villa di Arcore. Beh, legati all'acqua ci sono dei risvolti sociali molto importanti e non indifferenti. Per esempio, il ruolo dell'idraulico nella società. Bene, è stato fatto un sondaggio tra le donne. Campione solo femminile. Hanno chiesto con chi ha tradito suo marito. L'80% ha risposto con l'idraulico. Il 20% ha risposto con chiunque. Mio marito è sempre via a fare l'idraulico. Beh, a questo punto dovrei trovare una chiusa. E trovare una chiusa parlando di acqua mi sembra il minimo. Sia chiaro,
L'acqua, così come tutti i problemi ecologici, come diceva la grande Laura Conti, costituisce un problema politico. Siamo nelle mani dell'uomo. Se l'uomo non ci pensa, siamo nelle mani di Dio. Beh, speriamo che non faccia un applauso. Ciao, buon lavoro e acqua in bocca.